Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli del nostro giornale. La Sicilia brucia ancora, un rogo ha devastato un supermercato di Belmonte Mezzagno nel Palermitano, situazione critica in tutte le province dell'isola. Domani ancora allerta rossa a Palermo, Catania e Messina. Nel capoluogo etneo scatta il piano per le fasce fragili. Sotto il sole, senza acqua né ripari, a Sciacca la storia orribile di 4 cagnolini morti sul terrazzo di un immobile disabitato. Straziante il video della mamma che piange per chiedere aiuto. Denunciato il proprietario per maltrattamento e uccisione di animali. Maxi operazione della polizia in tutta Italia contro la criminalità giovanile. A Catania smantellate piazze di spaccio e sequestrato un arsenale. Arrestate 15 persone, 2 delle quali minorenni. Rivolta nel carcere etneo di Piazza Lanza tra 200 detenuti al rientro dall'ora d'aria. Nello scontro feriti 3 agenti. Resta alta la tensione per carenza di personale e sovraffollamento, denunciano i sindacati della polizia penitenziaria. Bandiera a mezz'asta, il lutto cittadino a riposto per l'ultimo saluto a Lino Guerrera. Nel pomeriggio i funerali del pescivendolo ucciso a colpi di mannaia dal fratello. Romina Power torna in Sicilia. Ai piedi del Duomo di Modica ha presentato il suo nuovo libro, raccontando un po' di sé e cantando assieme al figlio Iari. Calciomercato, Pagliai sempre più vicino al Catania, che oggi ha ripreso gli allenamenti. Si attende l'ufficialità della cessione di Carnielutti al Sorrento. Ancora buonasera. La Sicilia nella morsa del caldo e degli incendi. Un rogo ha devastato un supermercato di Belmonte Mezzagno nel Palermitano. Situazione critica anche a Castronovo di Sicilia, dove per le fiamme il sindaco ha chiesto l'intervento immediato dei Canadair. Altri incendi hanno interessato diverse parti dell'isola, ma ci dice tutto nei dettagli Marco Gullà. Le fiamme altissime poi domate dai vigili del fuoco in un supermercato di Belmonte Mezzagno nel Palermitano. Non si registrano feriti, sul posto hanno operato per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. La Sicilia resta nella morsa del caldo e degli incendi. Un violento rogo ha interessato l'area dell'impianto di potabilizzazione Fanaco nel territorio di Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. A causa dell'incendio, Sicilacque ha interrotto la fornitura idrica in diversi comuni delle province del capoluogo, Caltanissette e Agrigento. Il sindaco ha lanciato un appello urgente chiedendo l'intervento dei Canadair perché la situazione è particolarmente critica. Alcune abitazioni sono state evacuate e sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118 per prestare soccorso ad alcune persone rimaste intossicate dal fumo. Un altro incendio è divampato in contrada Baronessa nell'Ennese. Il rogo, alimentato dal vento e dalle alte temperature, sta risalendo il costone in direzione delle abitazioni oltre l'ospedale Umberto I. Sul posto sono impegnate 4 autobotti del corpo forestale e 3 squadre dei vigili del fuoco nel tentativo di contenere l'avanzata delle fiamme. Un vasto incendio da ieri sera invece sta interessando l'area collinare del castello di Calatabbiano. Sono 250 gli ettari di terreno demaniale, macchia mediterranea, devastati dal fuoco tra le contrade Piano d'Amata, Serre, Saraceno, Salaci e Rossino nel territorio di Cammarata, in provincia di Agrigento. Ad Agnone Bagni, nel Siracusano, la polizia locale ha individuato il presunto responsabile dell'incendio doloso di alcuni rifiuti. Intanto la protezione civile regionale ha diramato anche per domani l'allerta rossa per il rischio incendi su tutta la Sicilia, bollino rosso anche per le ondate di calore a Palermo, Messina e Catania. E parliamo proprio di questa ondata di caldo che in questi giorni sta interessando proprio la nostra regione. Sono tante le amministrazioni che hanno attivato dei piani proprio per affrontare questa emergenza, tra queste il Comune di Catania. Sentiamo Desiree Ferlito. Temperature altissime, rischio incendi e massima attenzione per le persone più vulnerabili e non solo. A Catania il Comune, d'intesa con la città metropolitana, la protezione civile e il volontariato, ha predisposto un piano di assistenza per affrontare l'emergenza. Qui siamo in via Filippo Eredia, dove il dormitorio diventa anche centro diurno per accogliere le persone bisognose o vulnerabili. Per queste giornate così di estrema allerta caldo vengono qui a ristorarsi, a rinfrescarsi, fornendo dei break
acqua fresca, ambienti con aria condizionata, possono fare le docce e usufruire anche dei servizi di lavanderia. Nelle principali piazze lungo via Etnea e altri punti della città sono stati allestiti presidi con distribuzione di acqua, previsti anche spazi climatizzati presso il centro fieristico Le Ciminiere per accogliere chi si trova in difficoltà e un potenziamento dei controlli sul territorio. Oltre al centro di via Eredia, l'amministrazione comunale è pronta, d'intesa con la Croce Rossa, ad aprire anche il dormitorio di via Stazzone come centro diurno per fronteggiare la chiusura per lavori di manutenzione del centro di via Playa, mentre l'unità di strada intensificherà l'assistenza per raggiungere chi vive all'aperto. E poi un numero dedicato, Voce Amica per te, per segnalazioni urgenti, spesa, farmaci e ogni necessità, nato da un'iniziativa dell'assessore ai servizi sociali Serena Spoto. Situazione critica anche a Palermo, dove la Protezione Civile regionale conferma l'allerta rossa per il rischio incendi. È il livello 3, il cosiddetto bollino rosso per ondate di calore. Allerta rossa anche a Messina, dove il sindaco Basile raccomanda prudenza. Per gli esperti bisognerà attendere fino a mercoledì prima che l'ondata di caldo possa attenuarsi. Adesso una storia orribile della crudeltà dell'uomo sugli animali. Questa storia dell'orrore arriva da Sciacca. 4 cuccioli sono morti per il caldo, sono stati abbandonati su una terrazza di uno stabile, abbandonato. È stato denunciato il proprietario per maltrattamento e uccisione di animali. Le associazioni sono sul piede di guerra e chiedono delle pene certe. Sentiamo Davide Sardo. 4 cuccioli morti sotto il sole, altri salvati in extremis. È la drammatica scena che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Municipale di Sciacca, una vicenda che ha suscitato profonda indignazione. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti. Su una terrazza al 3° piano di una palazzina disabitata del centro storico di Sciacca c'erano 6 cuccioli, la madre e altri 2 cani adulti lasciati sotto il caldo torrido. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, veterinari dell'ASP e personale dell'Ufficio Benessere Animale. L'accesso all'immobile è stato reso difficile anche perché i vigili del fuoco erano impegnati negli incendi che hanno interessato il territorio agrigentino. Nel frattempo è arrivato il proprietario che dopo iniziali resistenze ha consentito l'ingresso. Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati ai rifugi convenzionati. Sequestrate anche le carcasse dei 4 cuccioli. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento e uccisione di animali d'affezione. Sul caso interviene anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, che ha annunciato un'azione legale. Intanto il video della tragedia è diventato virale sui social, mentre cresce la richiesta di pene più severe contro chi maltratta e uccide gli animali. E anche noi ci uniamo a questa indignazione, sperando appunto che la giustizia faccia il suo corso. La polizia contro la criminalità giovanile in mezza Italia, oltre 500 arresti in 44 province. A Catania sono state smantellate piazze di spaccio e sequestrato un arsenale. Arrestate 15 persone, 2 delle quali sono minorenni. Sentiamo. Un'operazione ad alto impatto contro la criminalità giovanile che ha attraversato l'intero paese, ma che in Sicilia ha fatto emergere ancora una volta la pericolosità delle reti di spaccio e della violenza che coinvolge sempre più spesso i giovanissimi. L'operazione, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha interessato 44 province, oltre 1.000 gli operatori impegnati. Il bilancio nazionale parla di 539 arresti, quasi 1.000 denunce. In Sicilia le attività hanno riguardato Catania, Palermo e Messina, ma è nel capoluogo etneo che si è concentrato uno dei risultati più significativi dell'operazione. Le squadre mobili nell'ambito dell'operazione Alto Impatto hanno intensificato controlli e perquisizioni nei quartieri di Librino, San Cristoforo, San Giorgio, Barriera, Picanello e San Giovanni Galermo, colpendo numerose piazze di spaccio. Il bilancio è di 15 arresti, tra cui 2 minorenni, accusati a vario titolo di spaccio, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, tentato omicidio e porto illegale di armi.
Durante le perquisizioni gli agenti hanno sequestrato circa 1,3 kg di cocaina, 18 kg di marijuana e quasi 300 grammi di crack, oltre a bilancini di precisione, materiali per il confezionamento della droga, denaro contante, un sistema di comunicazione walkie-talkie e perfino un jammer, dispositivo utilizzato per disturbare le comunicazioni elettroniche, e poi il sequestro di un vero e proprio arsenale. Oltre 400 cartucce, 2 fucili, 8 pistole, una penna pistola e un coltello. L'attività si inserisce in un più ampio percorso di contrasto alla criminalità organizzata giovanile. A Catania, infatti, nelle ultime settimane sono state eseguite anche 10 misure cautelari nei confronti di giovani appena maggiorenni nell'ambito delle operazioni Onda Nuova e Oltre il Villaggio, oltre agli sviluppi investigativi legati alla sparatoria dell'11 giugno in piazza Beppe Montana. A Catania, nel carcere di Piazza Lanza, è scoppiata una rivolta tra 200 detenuti di Due Bracci al rientro dall'ora d'aria. Nello scontro sono stati feriti 3 agenti penitenziari. Dopo ore di mediazione sono stati liberati i 2 reparti che erano stati occupati. Resta alta la tensione, sempre per la carenza di personale, per il sovraffollamento, è quello che denunciano i sindacati. Noi abbiamo sentito Armando Algozzino, presidente nazionale della UIL Funzione Pubblica, Polizia Penitenziaria. Sentiamo. Il problema è uno, mancano 96 agenti, l'amministrazione sta nelle condizioni in cui si versa. Abbiamo detenuti psichiatrici all'interno, detenuti 14 bis che devono essere detenuti in maniera speciale. Quindi oggi la situazione è grave, con la carenza di organico, con un sovraffollamento di detenuti che supera oltre il doppio dei detenuti che dovrebbe contenere l'istituto. Il personale va in crisi e va in difficoltà, e non è giusto che uno che va per lavorare ritorni a casa perito o altro. Credo che l'amministrazione debba modificarsi, cambiare qualcosa, fare nuove normative a tutela dello stesso personale. E adesso invece ci spostiamo a Gela, dove sono state arrestate 7 persone per le spaccate che per mesi hanno preso di mira negozi in diverse zone della città. I furti, una volta sfondate le vetrine con pietre e pesanti arnesi, appunto sono avvenuti nel cuore della città. Da gennaio a maggio avrebbero colpito senza sosta, prendendo di mira profumerie, panifici, centri scommesse, ristoranti e parrucchierie, vetrine infrante con mazze e pietre, registratori di cassa portati via, denaro e merce rubati, ma soprattutto danni ingenti e un clima di paura che aveva messo in ginocchio il commercio cittadino. È il quadro ricostruito dalla Procura di Gela e dagli investigatori del Commissariato di Polizia, che hanno eseguito 10 misure cautelari emesse dal GIP nei confronti di altrettanti indagati. L'inchiesta si sviluppa su 2 distinti filoni. Il primo riguarda una presunta associazione familiare dedita ai furti in abitazione. Marito, moglie e suocera sono finiti ai domiciliari, accusati di aver messo a segno almeno 10 colpi. Secondo gli investigatori, l'uomo si introduceva nelle case mentre le 2 donne facevano da vedetta, controllando la zona e segnalando eventuali pericoli. Il secondo filone riguarda invece la sequenza di spaccate che aveva acceso l'allarme sociale in città. Tra le misure disposte il carcere per Carmelo Meroni, i domiciliari con braccialetto elettronico per Andrea Fava, Giacomo Molare e Carmine Palmisano, mentre per altri indagati sono state applicate misure meno afflittive. Le indagini avrebbero consentito di ricostruire una decina di episodi e di delineare, secondo l'accusa, un'attività criminale seriale che aveva profondamente inciso sulla percezione di sicurezza di commercianti e cittadini. Abbiamo lavorato su ogni singolo episodio e abbiamo ridimensionato, la valenza criminale di quello che è successo. Si trattava sostanzialmente di furti effettuati con condotte particolarmente violente, la maggior parte dei quali servivano ad incassare beni oppure contanti per l'acquisto di crack da parte degli autori stessi. Un'inchiesta che non chiude soltanto una stagione di furti e di spaccate, ma accende anche i riflettori sulle fragilità sociali che alimentano parte della microcriminalità in città. Il GIP di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto il carcere per Giovanni Bruno Madonia, di 23 anni, detenuto alla Pagliarelli e accusato dell'omicidio di Vito Petrigno, di 69 anni, ex commerciante e rappresentante di calzature, che è stato ucciso il 17 luglio scorso a coltellate nel garage di casa sua in via Papa Giovanni XXIII a Buonagia. Il giovane indagato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Resta ancora non noto però il movente di questo delitto.
Stasera ha riposto nel catanese i funerali di Lino Guerrera, il pescivendolo ucciso a colpi di mannaia dal fratello. Lorena Dolci. Bandiere a mezz'asta, a riposto è una giornata di lutto cittadino per dare un lungo e commosso addio a Lino Guerrera, il pescivendolo di 61 anni ucciso dal fratello Giovanni, da anni dipendente dalle droghe, l'11 luglio scorso. In massa hanno riempito la Basilica di San Pietro, centinaia di cittadini, amici e conoscenti hanno voluto tributare l'ultimo saluto. Al nostro lungomare mancherà il volto sorridente di Lino, un grande lavoratore, ha detto il parroco nell'omelia. Quel tratto di strada che ha fatto da scenario alla brutale aggressione iniziata all'interno della rivendita di pesce di famiglia con un colpo di taglierino e proseguita poi con la fuga in strada che non ha dato scampo alla vittima presa a colpi di mannaia dal fratello. In prima fila i familiari di Lino, tra cui la figlia che nel disperato tentativo di disarmare l'aggressore è intervenuta insieme all'anziano padre, riportando lievi ferite alle mani. Dopo le denunce per quella che appariva come una tragedia annunciata per le continue richieste di denaro e le minacce di morte da parte dell'assassino, le polemiche lasciano spazio solo al dolore. Tra le ghirlande lasciate davanti alla chiesa, una è firmata così: il mare di riposto. Si è dimesso da deputato dell'Ars l'agrigentino Riccardo Gallo Afflitto, attualmente agli arresti domiciliari, indagato nell'inchiesta Corte dei Miracoli. L'esponente di Forza Italia è indagato sul sistema corruttivo di nomine e appalti che secondo la Procura di Palermo vede appunto al centro il CEFPAS e l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. E adesso invece parliamo di questo sopralluogo dell'assessore regionale all'agricoltura nella piana di Catania per monitorare gli interventi di pulizia del fiume Gorna Lunga che durante il ciclone Harry ha distrutto ettari di campagne coltivate. Luca Ciliberti. Bastano 100 mm d'acqua e si riempie sempre all'orlo, tracima e invade l'intera piana di Catania, arrecando milioni e milioni di danni. Cioè noi produttori della piana ormai quando piove non possiamo dormire perché guardiamo il cielo. Dopo le ultime disastrose immagini del fiume Gornalunga esondato durante il ciclone Harry, la regione siciliana è dovuta intervenire. Solo su questo capitolo di spesa sono stati stanziati 8 milioni di euro in un progetto complessivo di 18 milioni e mezzo di euro per procedere alla ripulitura dei fiumi che causavano le esondazioni. Questi lavori hanno consentito all'ente sviluppo agricolo di risagomare dopo decine e decine di anni e di ricreare quella che la natura ha sempre voluto, cioè il corso delle proprie acque. Alle nostre spalle ci sono migliaia di ettari di agrumi, cereali e altre coltivazioni importanti, il che ovviamente negli anni, non lo vediamo sempre in casi di siccità e quant'altro, ma quando piove questo è un fiume dove veramente transitano milioni di metri cubi al secondo. In alcune aree della nostra Sicilia la manutenzione non veniva fatta da un cinquantennio, così come qui nell'areale del Gornalunga. Abbiamo altri fiumi che stiamo programmando di risagomare grazie a una leale collaborazione con l'autorità di bacino. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati eseguiti senza intaccare i fondi del capitolo di spesa dell'agricoltura, un passaggio importante perché proprio il presidente Schifani insieme all'assessore San Martino aveva effettuato in questi luoghi un sopralluogo nei giorni successivi all'alluvione. I balneari contestano il bilancio di Goletta Verde sulla pessima qualità dei nostri mari. Ci affidiamo, dicono, ai dati ufficiali sulla balneabilità che sono più che sufficienti. Lorena Dolci. Abbiamo degli enti preposti che sono ARPA e ASP che tramite i loro campionamenti raccolgono delle analisi che poi vengono pubblicate su un sito regionale apposito che è il portale delle acque. E guerra dei dati sullo stato di salute dei mari siciliani. Dopo il report di Goletta Verde che bocciava il 70% delle nostre coste, i titolari delle attività balneari si difendono contestando le analisi sui campioni degli ambientalisti e aggrappandosi ai dati ufficiali. Posso capire che all'occhio nudo si presenta un'acqua che magari è meno pulita del giorno precedente,
ma non è detto che sia non balneabile secondo i parametri di legge previsti. Per le associazioni di categoria dunque non è corretto trasformare singole criticità in un allarme generale, bisogna valutare caso per caso. Se il mare della Playa di Catania non appare cristallino, ad esempio, è colpa del fondale sabbioso. La sabbia è molto più leggera e quindi nell'acqua tende ad alzarsi più facilmente rendendola visivamente torbida. E pazienza se sfocia a mare anche il canale Forcile, che per la prima volta quest'estate non sarà sbarrato. Il loro voto sulla qualità delle acque? Dare una valutazione più che sufficiente. Romina Power torna in Sicilia, ospite a Modica, ai piedi del Duomo di San Giorgio. Ha presentato il suo nuovo libro raccontando un po' di sé e cantando con il figlio Iari. È andata per noi Veronica Barbarino. Dopo 10 anni Romina Power torna in Sicilia e sceglie Modica per incontrare il pubblico della rassegna letteraria Scenari. Ai piedi del Duomo di San Giorgio, uno dei luoghi simbolo della città, l'artista ha presentato il suo ultimo libro, Pensieri profondamente semplici, l'abbecedario della mia vita. Con lo stile di un lemmario arricchito da fotografie, ogni parola diventa lo spunto per raccontare esperienze, ricordi, emozioni e riflessioni. Non era tanto difficile da scrivere, quanto decidere cosa lasciare e cosa invece rimanere privato. Però la cosa proprio più difficile per me nella stesura di questo libro è stata la scelta delle fotografie, perché a volte una fotografia racconta tanto. Dalla famiglia alla spiritualità, dall'arte al cammino personale che l'ha resa una delle figure più amate dello spettacolo italiano. I vari lemmi che quello che avrei scritto in passato sarebbe stato molto diverso da quello che ho scritto adesso. Sono felice. E questo è normale. Un racconto sincero e intimo quello con il pubblico, con cui Romina ha parlato anche della figlia Elenia. Però non è detto che io non la veda più, perché la speranza alberga sempre nel cuore. La serata poi si è trasformata in un momento di musica e condivisione. Accompagnata dalla chitarra del figlio Iari, Romina ha regalato al pubblico alcuni brani riarrangiati insieme, tra cui l'intramontabile Felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. Un'atmosfera intima e coinvolgente in cui parole e musica si sono intrecciate, raccontando, proprio come il libro, la sua storia. Ci fermiamo, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con il mercato del Catania. Seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio. Il Catania ha ripreso oggi gli allenamenti al Massimino. Sul fronte del mercato invece è vicino l'arrivo di Pagliai, mentre per Carnielutti al Sorrento si attende solo l'ufficializzazione. Sergio Colosi. Inizia una settimana fondamentale per il futuro del Catania. Da oggi ogni momento è quello giusto per chiudere affari e rinforzare la squadra dopo gli arrivi dei giovani Miai e De Falco. Il primo sarà il terzino destro Gabriele Pagliai, 24 anni, accordo raggiunto con l'Ascoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club rossazzurro. Longo intende affidarsi a calciatori che conosce bene. A buon punto anche la trattativa con il Crotone per l'attaccante Guido Gomez, una garanzia in terza serie e altro fedelissimo di Longo. Nel ruolo di esterno di centrocampo c'è un'intesa di massima con il Vicenza per Matteo Della Morte. Catania interessato insieme a Padova e Arezzo al jolly 23enne Michele Grande. Con l'Altamura ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 37 partite. Impiegato come trequartista e a centrocampo sia a destra che a sinistra. Piace molto anche il centrocampista nigeriano Awa della Cavese. Per Ovishak, Di Sole e Giabua trattative in evoluzione, mentre si allontana definitivamente Capomaggio per l'intesa con il Castellion. Accordo raggiunto per il difensore Carnielutti destinato al Sorrento. Doppia seduta per il Catania dopo la giornata di riposo. Il ritiro del Massimino si concluderà domenica prossima. Per la seconda fase a Norcia si attende un organico rinnovato, seppur ancora non completo. E sempre in uscita il Catania ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo di Marco Chiarella all'Aquila. Facciamo un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie.
Ancora una notizia in chiusura. La Guardia Costiera e i Carabinieri, nell'ambito dell'operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, ha ritirato la patente nautica a diportisti risultati positivi all'alcol test durante dei controlli eseguiti nel porto di San Nicola l'Arena, nel Palermitano. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.